Occhi sbarrati d'incanto, l'agricoltura si fa teatro per i bimbi in Piazza Maggiore ad Este, dove la Regione Veneto, con la collaborazione del Comune, ha sperimentato un modo nuovo e originale per parlare alle nuove generazioni di sviluppo sostenibile per preservare il futuro del nostro pianeta. Tra laboratori, rappresentazioni ispirate alla scienza e a un futuro che, se non si rimedierà per tempo, sarà dominato dalle emergenze ambientali, i bimbi sono stati coinvolti nell'avventura dell'agricoltura. Abbiamo voluto fare qui a Este oggi una iniziativa proprio per i bambini, per le famiglie, proprio sotto le feste natalizie, l'abbiamo chiamata Agricoltura che avventura. Proprio un'avventura perché poi noi stiamo anche regalando a loro, ad esempio, questa confezione, questo barattolo dove ci sono dei semi che loro possono anche innaffiare, piantare e vengono fuori le piantine. Quindi laboratori didattici per anche comunque avvicinare i cittadini e le famiglie a quello che è il nostro mondo. 65.000 imprese del nostro Veneto che lavorano a sfornare ogni giorno prodotti importanti e 6 miliardi di fatturato ogni anno, quindi insieme a tutto il resto dell'indotto noi siamo il comparto del primario del Veneto che dà un quarto della produzione della nostra regione. Un modo diverso di parlare di agricoltura alle giovani generazioni che fin da piccole imparano a capire come si coltiva anche una semplice piantina. Sì, noi siamo particolarmente orgogliosi della giornata di oggi perché ha coinvolto moltissimi bambini e anche le loro famiglie. È attraverso i bambini sicuramente che progettiamo il nostro futuro e ci crediamo molto a questo. La grande e tensostruttura che caratterizza il Natale estense, immersa tra giostre, pista del ghiaccio e mercatini caratteristici, ha accolto centinaia di bimbi per tutto il giorno, ma il messaggio era rivolto anche agli adulti perché il nuovo piano di sviluppo rurale della Regione Veneto è un'occasione per questo territorio fortemente vocato all'agricoltura. Bisogna, come si dice, iniziare da piccoli con la magia di un seme per poi diventare magari giovani agricoltori. Questo PSR guarda proprio avanti e guarda in questa direzione. Sì, noi giovani li abbiamo avvicinati, siamo l'unico comparto che ha anche dato un sostegno a loro. Diamo 40.000 euro a fondo perduto per ogni giovane dai 18 ai 40 anni che vogliono aprire un'azienda agricola, sostituire il papà, il nonno nell'attività, oppure che abbia una idea, una start-up da fare. Quindi grazie al piano di sviluppo rurale è possibile anche questo. Piano di sviluppo rurale che è 1.169 milioni in 5 anni, siamo a mezza via, abbiamo già stanziato 700 milioni, abbiamo soddisfatto 27.000 domande dei nostri agricoltori e siamo la prima regione per pagamenti in Italia, cioè di liquidato. E questo è proprio un laboratorio destinato ai giovanissimi, ma il PSR invece guarda veramente alle giovani generazioni investendo su di loro. Sì, assolutamente. Una delle priorità è quella di sostenere con investimenti importanti il ricambio generazionale. Il programma destina 80 milioni di euro della sua dotazione proprio all'erogazione di premi per insediare i giovani in azienda agricola. Al momento attuale, con i bandi già usciti, sono stati sostenuti finanziariamente 775 giovani ed è in uscita un bando con ulteriori 13 milioni di euro per sostenere altri 320 giovani che decidono di investire la loro vita professionale nell'azienda agricola e nell'agricoltura. Tra un gioco e un'avventura, quindi, grandi e piccoli hanno potuto toccare con mano l'importanza della programmazione nel settore rurale per le imprese, ma anche in prospettiva di una migliore salvaguardia ambientale del Veneto. Innovazione è una parola magica nel mondo appunto dell'agricoltura che sta cambiando anche il volto dell'agricoltura. Tutti questi progetti già finanziati, che quadro disegnano? Come sta cambiando? Guardi, già i primi numeri sono molto significativi. Noi abbiamo concesso contributi a circa 2.000 progetti di investimento in questo momento con questa prima parte del programma. Le richieste erano per oltre il doppio, oltre 4.000 richieste di progetti, tutti tecnicamente e giuridicamente ammissibili, ma che non abbiamo potuto finanziare per i limiti di dotazione che ha il nostro programma. L'innovazione nel settore agricolo e agroalimentare è di fatto una direttrice fondamentale per garantire redditività e competitività alle aziende. L'impatto del PSR invece sul vostro territorio, che anche ha vocazione fortemente agricola, qual è? Allora, anche il nostro territorio è un territorio agricolo. Noi siamo una delle città più antiche del Veneto, con il nostro museo archeologico nazionale, lo testimoniamo.
Diciamo che il settore dell'agricoltura è tra i settori più importanti, insieme sicuramente a quello dei servizi, ma anche dell'industria. Necessitano risorse per i nostri contadini. Progetti come questi e programmi di sviluppo sono estremamente necessari. Noi anche come Regione siamo stati tra le prime che hanno fatto una legge sul consumo del suolo zero. Cosa significa? Significa riportare a uso agricolo tutti quei terreni marginali oppure anche quei terreni industriali non più utilizzati, ma anche vecchi capannoni agricoli dismessi, allevamenti dismessi. Quindi sicuramente c'è un ritorno al rispetto dell'ambiente, perché senza ambiente non si fa agricoltura e non si fa produzione.